prevista dal DPCM e dal buon senso e da quelle che sono le norme di comportamento del... Oggi il Consiglio regionale ha approvato le prime misure per aiutare le imprese e in generale ovviamente tutti i professionisti in un momento di estrema difficoltà. È chiaro che sono delle misure iniziali, aspettiamo le scelte che farà anche il governo col decreto che dovrebbe emanare nei prossimi giorni e quindi andremo a proporre un nuovo provvedimento al Consiglio per integrare ulteriormente gli aiuti alle nostre realtà produttive. In questo momento è fondamentale rispettare le regole sanitarie, quindi stare a casa e uscire soltanto in caso di estrema necessità o per motivi lavorativi o sanitari. Dall'altro lato è utile aiutare le imprese affinché in questo periodo non muoiano e quindi quando la situazione si risolverà possano ripartire e quindi rifar crescere il nostro tessuto produttivo e lavorativo. Tutti quelli che in queste ore, in questi giorni, in maniera spassionata, convinta, responsabile, stanno cercando a tutti i livelli di bloccare questa che sicuramente è un'emergenza che per la prima volta il nostro Paese deve affrontare e quindi a tutte anche le incognite di una prima volta, quindi a loro il nostro pensiero. Oggi abbiamo davvero scritto la politica del Friuli Venezia Giulia, le istituzioni del Friuli Venezia Giulia hanno scritto davvero una bella pagina. In questi giorni drammatici per il nostro Paese, per la nostra regione, la politica del Friuli Venezia Giulia ha lavorato assieme, a prescindere dai propri colori politici, dalle proprie provenienze. Quello che noi oggi abbiamo licenziato è un testo di legge che nasce da tutte le parti, da maggioranza e da opposizione, un testo di legge che mette in circuito risorse importanti, le prime risorse importanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia, oltre 33 milioni di euro, in attesa di vedere quanto e come lo Stato interverrà, mi auspico, nelle prossime ore a favore dell'economia e dei lavoratori dell'Italia. Insomma, questo è un primo nostro intervento, ne seguiranno altri, insomma, oggi si è scritta davvero una bella pagina. Noi siamo intervenuti trasversalmente su tutti i settori economici, in primis su quelli che hanno risentito nell'immediato della crisi derivante dagli effetti del coronavirus, quindi commercio e turismo e servizi, insomma sono i settori che hanno risentito immediatamente un tracollo sia da un punto di vista del valore della produzione e di conseguenza anche delle proprie presenze, però abbiamo agito su tutti i settori dell'economia.